Stiamo parlando sempre di dipendenze, abbiamo affrontato il primo capitolo che è una delle dipendenze proprio perché in virtù di un progetto di sensibilizzazione, di conoscenza, di informazione e formazione che sta facendo lo SPCGL in collaborazione con l'Auser e quindi con il segretario Cestaro. Però abbiamo il piacere di avere anche il professor Ferisati che si occupa da tantissimo tempo di dipendenze in generale e abbiamo scavato su che cos'è la dipendenza da gioco in particolare. È stigmatizzante socialmente, è considerata riprovevole, va nascosta, c'è anche l'aspetto della vergogna nelle persone e poi andiamo a vedere anche un po' di targetizzare la cosa. Io mi permetto di fare i complimenti a TV7 e allo SPCGL a tirare fuori questo problema, perché in effetti se ne parla pochissimo, non poco, pochissimo. È importante che un sindacato anche se ne faccia carico e tirandolo fuori, perché il sindacato un po' storicamente è visto come un soggetto, giustissimo, di rivendicazioni economiche. Che è giustissimo perché... Le tocca, segretario. No, è giustissimo, perché come Massimo accennava, so, certo. I tipi di pensione, tutto meglio, ma certamente no, i concetti di precariato nel lavoro, eccetera, ma certamente l'aspetto economico è fondamentale, ma non solo. Quindi se il sindacato, che troverà l'occasione così con TV7, dà in qualche modo una finestra aperta a questo aspetto che coinvolge l'aspetto più, tra virgolette, più esistenziale e più umano delle persone che lavorano o che sono pensionate, è molto importante e fondamentale. Perché? Vi posso garantire che di fronte a qualsiasi dipendenza, ma in particolare quella da gioco, c'è una situazione in senso proprio di profonda omertà e di paura. Il tossicodipendente, sotto l'effetto di sostanze, che lo vedi sempre meno in giro, lo vedi che in qualche modo ha assunto sostanze. L'alcolista, non quello che beve un bicchiere di vino mangiando, ma il dipendente da alcol, che lo vedi sempre meno in giro per la città, come tanti anni fa sono in qualche modo a casa, lo vedi perché ha assunto alcol. Il giocatore invece, in maglietta, in giacca e cravatta, non lo vedi, non sai nulla, e lui ha giocato. Andare in giro a dire, io o mio marito, mia moglie, mio figlio si è rovinato, si sta rovinando perché gioca, è decisamente... Ma infatti ingenera pensieri non gradevoli nelle persone. Con tutti i problemi che ci sono, certo. Ma perché tuo marito va in cerca di rovinarsi? Che cosa gli manca a casa, che situazione, uno va a immaginare di tutto e di più. Ecco, questa ha ragione, è vero. Dico un'altra cosa, che inconsciamente c'è qualche familiare, tutto sommato, che non vede il brutto occhio la dipendenza da gioco perché nella misura in cui il soggetto va a giocare non vive in casa, è fuori. Questo è un concetto di solitudine particolare, nel senso che di fronte appunto alla crisi anche della coppia, della famiglia, il fatto di non vederci in qualche modo, scusate la retorica, si sta anche meglio. Senza arrivare ai casi patologici, come mi ricordo un caso di un mio paziente che il giorno di Natale aveva invitato appunto a casa sua i figli, i nipoti, i parenti, e lui alle 10 del mattino ha detto esco, vado fuori, è andato a giocare, no? Con la malattia, solo che si è dimenticato che verso l'una poteva essere in qualche modo configurato il pranzo di Natale. Infatti alle 5 del pomeriggio tutti i familiari non l'avevano visto, non sapevano dove era. E questi sono casi un po' particolari. Però nel quotidiano il fatto di essere distanti, perché lui va a giocare, lui va fuori, in qualche modo si sta anche meglio, no? Che dopo però le conseguenze quali sono? Che il fatto che non solo c'è una perdita economica, perché anche se vince poi perde, ma in qualche modo si è mediocrizzato, si è banalizzata tutta quella relazione in qualche modo affettiva e relazionale che esiste nel quotidiano, nella famiglia, senza fare i romantici, ma insomma una coppia a qualsiasi età, sia che sia in luna di miele, che sia in fase di età più avanzata, i momenti di tenerezza, ecco, il giocatore, a parte l'alcol, non li vede. Non riesce a assaporare i momenti di tenerezza, i momenti di affettività, lo sguardo, è abituato a giocare, anche il fatto di guardarsi sugli occhi, non è solo un fatto romantico così buttato lì superficiale, è un fatto di riuscire in qualche modo a penetrare nel senso della vita, nel senso dell'altro.
Mentre quando io in senso lato, vado a casa come giocatore, non guardo in faccia a nessuno. Quindi stare attenti a queste cose, a questi elementi che possono essere sintomatici di un qualche cosa che magari sfugge all'attenzione dei familiari. Segretario, voi avete notato in questa ricerca dei target particolari che si dedicano al gioco, che subiscono anche? Beh, in realtà almeno, ripeto, insomma, un'indagine significativa, perché più di 2000 persone intervistate, diciamo, chi si sono lasciati intervistare, perché questa è un'altra cosa. Sì, beh, vabbè, però era un questionario anonimo, insomma, quindi sì, fatto con tutte le cautele del caso, trattandosi appunto di patologie, non è che gli chiedi nome, cognome, indirizzo, certo, insomma, no, ecco, però diciamo chi si occupa di queste cose qua ci dice che il campione è anche abbastanza significativo. E in realtà la cosa è trasversale. C'è un'altra ricerca che è stata pubblicata proprio pochi giorni fa, fatta a livello nazionale tra CGIL nazionale e Federconsumatori, e hanno prodotto un libricino sul gioco d'azzardo, dal quale si evince che, per esempio, già a 12 anni i ragazzini cominciano a giocare d'azzardo. Quindi questa cosa che diceva Silvano prima, e cioè che di fronte al gioco non c'è censo, nel senso che siamo tutti quanti uguali, ma siamo tutti quanti uguali anche dal punto di vista generazionale e dal punto di vista, diciamo, del genere. Cioè vale tanto quanto per gli uomini, quanto per le donne, vale per i ragazzi, quanto per gli anziani. È chiaro che diceva benissimo Silvano prima, lì non c'è la medicina. Allora, perché il sindacato si occupa di queste cose qua? Intanto per fare informazione, che male non fa, e per dire alle persone che hanno una situazione di questo genere e anche ai familiari che non c'è niente da criminalizzare, che c'è una persona da guarire. Certo, ci si può, infatti diceva, la malattia c'è una cura, quindi ci si può rivolgere. Quindi questo qui è il tema, ma anche perché noi offriamo, diciamo, un'idea di socialità. Chiaramente non siamo noi quelli che possono risolvere le patologie. Ma ci sono soluzioni. Ma insomma noi offriamo un terreno di convivenza, offriamo un terreno di socialità, offriamo possibilità di incontro, offriamo, diciamo, ambiti di socializzazione. Certo, ripeto, non siamo medici o psicoterapeuti che possono... No, ma è l'esempio, cioè può essere tipo un abbracci questo come anche altre opportunità, esatto, questo è molto importante. Offriamo delle opportunità di convivenza. Certo. Professore, questo è importante perché può essere un'idea, uno sfogo, però bisogna anche andare a fondo nella patologia, perché se si è innestata la patologia, uno il tempo poi va a fare la convivenza e poi dopo, tornando a casa, si ferma anche a giocare. Questo è un tipo di dipendenza. Le altre dipendenze quali sono? Beh, le dipendenze, quelle da sostanze, quelle conosciute, sono due, no? Quelle appunto da droghe, sostanze psicotrope e alcol. No? Ecco, è importante segnalare che per esempio la dipendenza, l'uso, l'abuso dell'alcol con il gioco sono abbastanza vicini. No? Perché? Perché spesso il giocatore, prima di iniziare il suo percorso noioso più o meno di gioco, assume bevande alcoliche. Così in questo modo, visto che è una sostanza, disinibisce... Quindi doppia cosa. Sì. Poi, quando finirà non si sa, ma il percorso, le ore che trascorre a giocare, che in effetti avrà la consapevolezza che si è fatto tardi, che forse deve tornare a casa e che ha perso un sacco di soldi, ci beve sopra, non per brindare una vittoria o qualcosa, ma perché attraverso l'alcol in qualche modo si illude ancora una volta di dimenticare quello che ha fatto nelle ore che ha giocato. Quindi tante volte queste dipendenze sono abbinate sostanzialmente, quindi ancora peggio. E anche l'uso di cocaina. Anche questo. Io ho avuto parecchi giocatori che usavano tutti e tre. Gioco, ma questi cocktail sono micidiali. Cocaina e alcol. C'è un'estraneazione completa dalla realtà. Oppure c'è un'altra situazione che magari può essere utile in questa occasione precisare, è che in effetti se non affrontiamo in maniera seria, fino in fondo, le motivazioni del malessere della persona, possiamo fare un po' il salto da una dipendenza all'altra.
Io ho avuto pazienti tossicodipendenti che con tante difficoltà, con un percorso, in qualche modo siamo riusciti a attenuare la dipendenza dalla droga. È andato con l'alcol. Ah. E abbiamo lavorato con l'alcol ed è arrivato col gioco. Ma allora c'è una predisposizione genetica? No, assolutamente. Cioè non è che chi ha avuto, perché avevo letto che chi ha avuto genitori che è più predisposto. Chi ha avuto un genitore tossico, un genitore alcolista, chiaramente la figura di accudimento, la figura di riferimento della madre, del padre, chiaramente vede delle risonanze un po' così negative. Però non c'è una componente non c'è una componente, non è che il figlio dell'alcolista diventa alcolista, il figlio del tossico diventa tossico. No, anzi. Ma allora c'è una predisposizione individuale alla dipendenza, perché se lei mi dice che salta da una dipendenza all'altra, cioè magari riesce a inserirsi in un bel contesto, frequenta certi ambiti stimolanti, eccetera, però si butta da un'altra parte. C'è una predisposizione a scappare via da me stesso e dalla realtà e a rifugiarmi in una dipendenza, perché la dipendenza mi nasconde, non mi metto in gioco con nulla. C'è qualcosa che non va nella mia vita, devo in qualche modo, senza fare tanto il filosofo così, ma siamo tutti filosofi, devo chiedermi cosa non funziona nella mia vita. Ma visti i numeri di questa ricerca, che sono numeri spaventosi, li abbiamo visti anche prima, è tanto diffusa questa insoddisfazione profonda, questa non riconoscersi se stessi, il voler rinnegare la realtà che si vive? C'è un problema sociale esteso? Una frase un po' provocatoria, se volete, ma viviamo in una società che è malata, È una società che è malata, nel senso che anche la famiglia stessa, anche i genitori che hanno la fortuna di lavorare tutto il giorno, poi bisogna vedere un momentino, perché noi tutti siamo stati bambini e quindi in qualche modo abbiamo un bambino interiore dentro di noi che ci accompagnerà per tutta la vita e quindi il giovane, come diceva Massimo, che va appunto a giocare a 12 anni, a 13 anni, invece di andare come ai bei tempi in cerca di qualche ragazzina per fare qualche cavolata, è un significato, questo è un senso. Oppure l'anziano, che è un bambino adulto, ma il bambino dentro c'è, dove l'anziano è caratterizzato da tanti senza, perché senza lavoro, perché si è avuto figli, ma i figli a buon motivo stanno facendo la loro vita e non li vede, non ha in qualche modo un inserimento sociale nel tessuto sociale. Con la moglie o il marito, l'anziano spesso dice ormai non abbiamo più nulla da dirci, cosa facciamo insieme? E sto anziano qua senza dove va? Non va a mettersi in gioco e chiedere cosa posso fare perché io diventi da anziano o da giovane protagonista del mio divenire. No, allora mi nascondo. C'è il giovane che gioca a 12 anni, oppure lì Kikomori, che non si muove mai dalla stanza. Quindi è un problema che, appunto, parlava prima il segretario, diceva noi offriamo come organizzazione, anche con l'Auser, varie vie d'uscita, eccetera, ma ce ne sono tantissime altre, c'è anche il volontariato, il terzo settore, ma è un problema che la società non dà delle valide vie d'uscita, delle scappatoie, salvo determinate strutture che però peraltro... Cos'è che non funziona? Faccio un discorso un po' macro, un discorso un po' grosso, però è giusto magari precisarlo anche se brevemente, però in qualche modo in questi ultimi anni, da più di qualche anno, insomma, per esempio anche il ruolo della politica, non dimentichiamo che il primo partito in Italia sono di non votanti, no? Di chi si astiene, quindi un estraniarsi dalla realtà. Quindi estraniarsi anche, o anche diciamo, dalla religione, no? Ecco, per carità, fare un discorso, tante persone in passato hanno trovato in qualche modo consolazione con la religione, certo. Ecco, adesso sappiamo che per esempio le liturgie sono frequentate da circa l'8-10% dei residenti sul territorio, quindi la politica un po' così, la religione un po' colà. Questi momenti di associazione che il sindacato si sta sforzando di fare sono parecchio da costruire, ancora da fare, no? Quindi la gente in qualche modo, sia quello che lavora, quello che non lavora, si sente in qualche modo sguarnito oppure cerca un po' di ritrovare nel proprio orticello familiare, se in qualche modo è consolidato, di trovare queste soddisfazioni, ma sotto sotto c'è il bisogno di realizzare il proprio essere, sia come marito, come padre, come moglie, come donna, come figlio. Il figlio, un dodicenne che va a giocare, santo Dio, è qualcosa che si chiude al mondo.
un dodicenne, un quindicenne deve guardare il mondo con gli occhi aperti, c'è tutto da scoprire. Il dipendente non si lascia più abbandonare alla meraviglia, alla curiosità. E la droga? Il ricorso anche alle droghe? È un droghe? rifugio. Perché a volte è la cocaina è un eccitante, un modo per affrontare la anche... cocaina è per diventare potente. C'erano anche studenti. Io quando facevo gli esami mi tremavano le mani, no? Ma alcuni studenti sono disinvolti perché usano anche cocaina. Oppure mi abbandono con l'eroina, mi chiudo me stesso. Quindi ci sono questi momenti o di abbandono o superpotenza, però dopo anche il discorso della cocaina, tanti pazienti che ho visto, dopo c'è il problema del... non puoi andare avanti insieme con la cocaina, c'è il momento di crisi di astinenza che va in depressione il soggetto, non sa cosa fare, perché poi la sostanza deve andare crescendo. Si esce da queste situazioni, dalle varie dipendenze, perché questa allora, la speranza è quella che dobbiamo dare, che in effetti si può uscire. Si può. Onestamente non è una cosa facile, perché non è appunto la malattia, si diceva con Massimo, c'è una malattia, ho mal di pancia, prendo la pastiglia, dopo mi trovo il mal di pancia. È un percorso che il soggetto deve fare accettando, ecco qui la difficoltà, e che ringrazio ancora questi canali di sensibilizzazione territoriale, perché il soggetto deve in qualche modo mettersi in gioco e di capire, di avere la consapevolezza che il suo malessere non lo risolve con la pseudomedicina della dipendenza. Però, esatto, ma c'è il riconoscimento del malessere? No, appunto. Perché anche questo è un fatto. Perché... Diciamo che no, ecco, nel senso che... Ma lo dico adesso, insomma, non voglio su una materia così delicata, insomma, che riguarda la condizione personale, drammatica di tante persone, non voglio buttarla in politica perché non è il caso. Però quando il Ministro della Sanità dice che per sostenere la sanità occorrerebbe fare, anzi lui è d'accordo nel fare un prelievo sulle transazioni del gioco d'azzardo, in qualche modo sta dicendo che quella è un'attività normale, cioè che il gioco d'azzardo è un'attività normale sulla quale si può fare un prelievo fiscale ulteriore a quello che viene fatto. Apro una parentesi, i dati che abbiamo prodotto dicono che le entrate allo Stato sono abbastanza irrisorie rispetto diciamo, al montante complessivo di denari che vengono giocati, perché sui 120 miliardi circa diciamo impegnati nel mondo del gioco, voto per pieno lo Stato incassa il 10%, sì. Che diciamo così... 11 miliardi, allora su 136 miliardi di euro raccolti con il gioco, 11 miliardi di euro nelle casse dell'erario. Esatto. Che se magari si facesse un po' più di attenzione e diciamo di intervento sull'evasione fiscale e contributiva, magari i quattrini possono venire fuori anche da lì, ma questo magari è una materia no, questo è un altro esula del nostro tema. Che affronteremo un'altra volta. Ma quando un ministro della Repubblica dice ma i soldi possiamo prenderli da lì, in qualche modo non so se consapevolmente o meno, però essendo un ministro della sanità, insomma, forse qualche approfondimento dovrebbe farlo, dà una patente di regolarità certo. a certo, quel questo mondo. bisogna stare anche molto attenti. E quindi, per carità, poi se si raccolgono fondi per la sanità ci mancherebbe, ma bisogna stare attenti al messaggio che si manda in onda. Chiaro. Per rispondere alla sua domanda, la cosa è esattamente questa, cioè le patologie, la gravità del gioco d'azzardo non sono sufficientemente considerate. Infatti. Penso ci sia un enclave tutto sommato abbastanza ristretto di persone che si occupano di questa cosa qua. Siamo in chiusura, professore, anche a lei. Lei ha svolto attività nei SERD per tantissimo tempo, possono essere sufficienti oppure bisogna fare qualcos'altro, in poche parole? Accennavo prima con Massimo, dunque il SERD è chiaramente il servizio pubblico nel nostro territorio che assume un ruolo fondamentale, no? Ci sono un po' delle criticità, in questo senso che
dicevo a Massimo, che alcune persone si vergognano di andare al CERD. E quindi questa è una. Perché ma io non avrei mai pensato di ridurmi e arrivare a una certa età, o anche giovane o meno giovane, arrivare qui dove ci sono gli alcolisti, i tossici, e arrivare qui al CERD. No? Poi c'è anche questo falso immaginario da parte delle persone che dicono vado al CERD, che è un servizio territoriale sanitario, perché lì mi guariscono. Cosa vuol dire guarire? In tempi sufficientemente veloci, a proposito di lentezza o di velocità, no? Ecco, ci sarà un farmaco, no? E non esiste, non c'è. C'è invece importante promuovere un lavoro proprio di rete, anche insieme con il CERD, che è preziosissimo, no? Visto anche gli ultimi finanziamenti regionali che sono stati fatti. No? Quindi anche con il CERD, ma un servizio proprio territoriale, di associazionismo, come diceva appunto Massimo, che riguarda appunto il volontariato, il territorio, il terzo settore, cioè tutte quelle cose dove, mi scuso ancora, la medicina in sé non è in grado, non è il suo compito di poter in qualche modo risolvere. Chiaro. Perché scusa, anche con l'alcolismo non è che ho il farmaco contro l'alcolismo, no? Allora, da tanti anni, anche adesso, viene dato il famoso antabuse, no? Dove che il soggetto prende questa pastiglia, si chiama antabuse, no? E sa però che non può bere perché se beve, avendo preso l'antabuse, rischia di morire, no? Però insomma non è che agiamo proprio sulla convinzione che il soggetto dice beh forse è meglio che la mia vita venga in qualche modo raddrizzata senza abusare. Sì, posso, per un periodo in cui mi alleno posso prendere questo antabuse, no? Cioè, ecco, che se bevo sopra antabuse posso rischiare di morire, però dopo insomma bisogna in qualche modo uscire da questa e quindi dire, evitare le ricadute. Perché bevo? Ecco. Quindi la medicina purtroppo è molto limitativa in questo. Ecco. C'è proprio un discorso di rete, un discorso proprio allargato come si diceva prima. Assolutamente. Allora io la ringrazio professor Fisati, è stato qui con noi, grazie a Massimo Cestaro di aver consentito l'avvio di questo percorso che cercheremo naturalmente supportati dai nostri esperti di poter fare per dare un messaggio di speranza, si può uscire e soprattutto non è una vergogna assolutamente, bisogna riconoscerlo a se stessi e poi nell'ambito della propria famiglia per poterne uscire, perché altrimenti di questo si può anche morire. Poi tra l'altro sono situazioni estreme di persone che si tolgono la vita perché non hanno più soldi o una vergogna sociale, persone che con la droga poi diciamo che hanno a che fare per lungo tempo e danneggiano la propria salute. Grazie ancora, grazie cari telespettatori di averci seguito, la nostra puntata così si chiude, poi la potete naturalmente rivedere. Buon proseguimento.